Un'interessante iniziativa organizzata dall'Ordine degli Architetti insieme all'Ordine degli Ingegneri che parla del recepimento del testo unico per l'edilizia in Sicilia. Ecco, quali saranno le conseguenze di questo testo unico accolto per la Regione? Oggi l'Ordine degli Architetti, unitamente all'Ordine degli Ingegneri e in collaborazione con tutti gli altri ordini professionali, ha voluto dedicare all'argomento una giornata di riflessione per affrontare le non poche criticità che ancora oggi il testo unico, la legge 16 di recepimento del DPR 380 presenta. Una serie di criticità che sicuramente con decreti correttivi saranno affrontate in futuro e sui quali oggi vogliamo confrontarci unitamente non solo gli ordini professionali ma i liberi professionisti e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Un argomento richiesto a gran voce da tutta la rete delle professioni ormai da mesi e abbiamo voluto cercare tutti insieme di trovare delle possibili linee di correzione, di rettifica, di approfondimento. Ovviamente l'argomento trattato oggi riguarda non solo l'edilizia ma anche, come ho detto nella presentazione, i lavori pubblici, perché la legge regionale 16 che è recepita il 380 del 2001 dopo ben 15 anni. Dopo 15 anni la legge regionale siciliana ha recepito il testo unico del 2001 con notevole ritardo e non l'ha fatto con un recepimento totale e dinamico, ma in alcune parti ha fatto delle modifiche e non è recepito in parte dinamica. E già i primi effetti l'abbiamo visto col decreto legislativo 222 del dicembre del 2016, in cui praticamente lo Stato ha modificato la parte di alcuni titoli autorizzativi. E la problematica ora ricade sulla Sicilia perché dobbiamo sapere se si applica o meno il decreto legislativo 222 del 2016 o meno pure qua in Sicilia. Vi sono opinioni discordanti e sarà sicuramente i giudici competenti, in questo caso del TAR di Palermo, a stabilire o meno la validità di questo decreto. Giuseppe La Greca, magistrato del TAR Sicilia di Palermo, in sintesi è una buona legge, sarà recepita bene o le modifiche che hanno apportato i nostri legislatori siciliani hanno un po' pregiudicato l'intera struttura? È una legge che certamente ha degli effetti positivi. Rilevo che il legislatore tuttavia non ha abrogato le previgenti disposizioni. La mancata abrogazione espressa di previgenti disposizioni, e sono tante disposizioni regionali, comporta un po' di confusione, nel senso che oggi con la nuova legge ci si deve porre anche l'ulteriore problema di capire quale norma da applicare, se la vecchia previgente o la nuova. Si tratta in molti casi di concorso di norme, peraltro tante volte neppure in contrasto tra loro, quindi abbiamo un assetto normativo che si è arricchito e secondo me non si è semplificato molto e su questo bisognava intervenire. Questa è una materia in cui la semplificazione è segno di legalità e trasparenza. L'ingegnere Franco Vitellaro, nuovo dirigente dei lavori pubblici al Comune di Agrigento, da poco nominato, e con parere su questo nuovo riassetto. Bene, io sono venuto qua, questo convegno è di estremo interesse e partecipato, quindi dimostra che c'è fame di conoscenza delle norme urbanistiche e anche sul settore dei lavori pubblici, perché il legislatore continua a emanare norme e a creare una specie di labirinto che non appena noi troviamo l'uscita subito ci sono nuovi spazi, nuovi percorsi e quindi c'è bisogno sempre di fare nuovi interventi, nuovi convegni per dare soluzioni ai colleghi.